Ce la prepariamo una bella torta salata stasera. Questa torta salata è per i più golosi, per gli amanti della cipolla. Chi non ama la cipolla c'è. Ma che cos'è? La prepariamo insieme? Andiamo. Farina 00, ho sciolto il lievito di birra fresco nell'acqua con un cucchiaino di zucchero e mescoliamo. Ho aggiunto l'olio di oliva e continuiamo ad impastare. A questo punto aggiungo il sale ed impastiamo bene bene. Eccolo pronto, bello morbido morbido. Io l'ho lavorato un po' qua sul piano, lo rimetto qua, copro e faccio lievitare. Una volta che abbiamo fatto lievitare, non piangere, non mi sono emozionato, ho tagliato le cipolle, le ho tagliate con questa qua sottile sottile. Ci aggiungo un po' d'olio, un po' di pepe, sempre un'emozione tagliare le cipolle, un po' di sale, un po' di paprika affumicata, l'ho detto bene, insomma mi pigliate in giro, un po' di origano, ecco qua, e mescoliamo il tutto. Ora ce l'ho, perché mi dimentico sempre di preparare qualcosa. Ecco qua, le cipolle sono buone, ma mamma mia, oh, perché ho fatto tutto di fretta. Dopo 2 ore è raddoppiato. Poi, come vi dico sempre, per la lievitazione cambierà da casa a casa, per la temperatura, a volte un po' in più, a volte un po' in meno. Con questa qua adesso ce la stendiamo un po', così. A questo punto mettiamo le nostre cipolle al centro, così, tutte, chiudiamo, ecco qua, così. Che c'è, amore della nonna? Che è successo a nonna? Mamma sta sempre qua, no? Chiudiamo bene bene e una volta che l'abbiamo chiusa la giriamo così, proprio veloce veloce, senza ci pensare, cioè non ci pensate troppo. Vuoi salutare? Vieni qua, saluta. Saluta. No, non, quello dobbiamo mangiare. Nonna, a posto. Anche i vostri nipoti fanno così. Questo lo dobbiamo mangiare, non è per giocare a noi. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Ah, io a te, ma guarda. Ragazzi, abbiamo finito di fare la ricetta. Come vogliamo fare? Allora, mettiti qua, non è? Facciamo così, mettiti qua. Anche lui ama gli impasti come la nonna. Io lo devo... Questo qua lo deve andare in forno a nonna. Che vuoi, il pepe? Sì. Questo non è buono per i bimbi. Già l'abbiamo messo. Vabbè, questo qua lo tagliamo, che se no non inforniamo più oggi. Tagliamo un po' di più. Amo, questa qua è con la cipolla. A te piace la cipolla? Ti piace la cipolla? Ecco qua, a questo punto ho messo un po' di pepe. Un po' di formaggio grattugiato.
Io ci ho messo un po' di mozzarella tritata sopra, ma ci potete aggiungere qualsiasi tipo di formaggio. E accendiamo il forno, 180 gradi ventilato. Amore, non si fa, nonna. E inforniamo. Ma voi, io inforno, ma voi non vi muovete che io torno subito. 30-35 minuti, dipende sempre dal vostro forno, eh. Come vi dico sempre, provatela.